Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata da Eventi del Territorio, questa volta puntata speciale da San Gregorio Magno. Siamo qui a Baccanaglia 2023, San Gregorio Magno gemellato da quest'anno con Valdobbiadene, provincia di Treviso, quindi un grande appuntamento enogastronomico. Sentiremo le voci dei vari attori, Proloco, amministratore comunale di San Gregorio e amministratore comunale di Valdobbiadene, quindi avanti il servizio e a presto, invitandovi sia a Baccanaglia 2024 ma soprattutto anche a San Gregorio 2024, quindi Campania, Veneto, Salerno, Treviso gemellate per promozione del manifestazione baccanale, come diceva giustamente lei, che ha avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Di questo ovviamente siamo molto orgogliosi, siamo felici perché oramai è una manifestazione che attira un po' di persone non solo dal nostro circondario ma da un po' tutta la Campania e anche le regioni limitrofe, quindi si può ben inserire tra gli eventi di portata ultraregionale, diciamo così. Ovviamente tutto questo comporta anche, come il rovescio della medaglia, insomma, problemi di gestione delle folle, della sicurezza, e quindi ogni anno, man mano che la manifestazione acquista sempre maggiore importanza e quindi sempre un maggior numero di persone che ci vengono a trovare, aumentano proporzionalmente anche tutte le misure di sicurezza per garantire un tranquillo svolgimento della manifestazione e garantire la tranquillità necessaria per i nostri avventori. E anche qui l'agricoltura la fa da padrone, perché siamo un paese immerso nelle montagne, nelle colline e montagne della Campania, e qui, come a Valdobbiadene, il prodotto principe è il vino. Qui hanno un vino rosso rispetto al nostro Valdobbiadene di OCG, che è un vino bianco e frizzante, e qui, come a Valdobbiadene, ad accompagnare i vini ci sono le PPL, le piccole produzioni locali che, ricordiamole, sono nate a Valdobbiadene, e anche qui stanno iniziando a coltivarle, creando un collegamento che può essere un trade union tra il comune di Valdobbiadene, patrimonio UNESCO, e San Gregorio Magno, un comune che sta crescendo tantissimo con eventi molto interessanti e che ci piacerebbe poter sfruttare per dare ulteriore visibilità ai loro prodotti, magari abbinandoli ai nostri, che sono già un'eccellenza a livello altissimo mondiale. Quest'anno confermiamo la nostra presenza dopo che l'amministrazione di San Gregorio Magno è stata l'antica Fiera San Gregorio, e con l'impegno di continuare a lavorare assieme. Sicuramente sono momenti importanti questi, nei quali veniamo a visitare la comunità di San Gregorio Magno, ma in realtà l'impegno è più duraturo, si lavora assieme in maniera credo anche proficua, in particolar modo sulla valorizzazione e la tutela, per quanto di nostra competenza, delle piccole produzioni locali. Valdobbiadene è un po' da capofila, non solo in provincia di Treviso e in Veneto, ma oggi anche a livello nazionale, perché la legge nazionale sulle piccole produzioni locali deriva dall'esperienza veneta trevigiana, con tutto quello che è stato fatto 15-20 anni fa proprio a Valdobbiadene, per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle piccole produzioni locali. Allora, l'organizzazione di Baccanaglia è davvero un enorme impegno, ma non c'è un
qualcosa di specifico da dire ok, questo mi richiede più impegno e qualcos'altro meno, è a 360 gradi di impegno profuso, ma allo stesso tempo è anche divertimento, è anche piacere, è anche sentire quello che sono davvero le nostre radici ed essere qui oggi a raccontarle a tutti è davvero un enorme piacere. Allora, Baccanale è una delle più belle manifestazioni che viene svolta sul nostro territorio. Viene fatta nel borgo di Via Bacco, che è composto da 600 cantine, dove accogliamo i nostri turisti tra musica, vino, canti gregoriani. Certamente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, ma soprattutto anche la Proloco e tutti i volontari che sono qui oggi ad animare questo evento fantastico qui a San Gregorio Magno sono già invitati e verranno, come è stato quest'anno, anche nel San Gregorio 2024 a Valdobbiadene. Dallo scambio reciproco di idee, la volontà di valorizzare anche qui San Gregorio Magno le piccole produzioni locali ha fatto nascere un consorzio, e proprio all'interno di Baccanalia, che è l'evento clou di questa comunità e devo dire anche probabilmente di tutta la provincia di Salerno, le piccole produzioni locali stanno crescendo in maniera credo giusta, corretta e importante, con grande qualità. Ecco, questo fa bene alle nostre comunità, è un motivo di crescita e io sono convinto che anche noi abbiamo molto da imparare dalla comunità di San Gregorio Magno. Certamente, per quanto concerne la manifestazione, l'organizzazione è demandata alla Proloco, ovviamente sempre con il supporto dell'amministrazione da parte nostra, soprattutto sul versante della sicurezza e della viabilità. Certo, il borgo ha moltissime potenzialità ancora inespresse, in questi ultimi anni stiamo cercando anche di supportare i cittadini nel rifacimento delle cantine, delle facciate soprattutto, e per quanto concerne proprio le competenze più strettamente attribuite all'amministrazione, noi curiamo soprattutto la riqualificazione del borgo. C'è stato un finanziamento di qualche anno fa con il quale sono stati fatti lavori di rifacimento della pavimentazione, della pubblica illuminazione, però c'è ancora tanto da fare e noi siamo vigili su questo, perché stiamo cercando con le varie misure anche del PNRR di captare nuove risorse e nuovi finanziamenti per abbellire ancora di più questo incantevole borgo di Via. E quindi vi aspettiamo alla prossima fiera di San Gregorio a Valdobbiadene, per far sì che la qualità, la tipicità, la tradizione di voler bene alla propria terra, alla propria storia, insomma, continui a far crescere la comunità di Valdobbiadene e la comunità di San Gregorio Magno. Da quest'anno, ecco, e questa è una delle novità di cui parlavo prima, da quest'anno abbiamo allestito un'area appunto per le persone disabili. Possono tranquillamente prenotare ad un numero online che è sulla pagina della nostra Proloco e partecipare, ecco, a quella che è la manifestazione di Baccanalia, una Baccanalia senza barriere quest'anno.
voglio ringraziare i cantinieri che ogni anno si impegnano nell'apertura della cantina, dove accolgono i nostri turisti tra musiche, canti popolari e i piatti tipici di San Gregorio Magno, offrendo il buon vino del nostro paese. Voglio ringraziare anche la Proloco per tutto l'impegno che impiega nello svolgimento dell'organizzazione di Baccanalia. Che è quasi la maggior parte della popolazione che ci dà una mano nell'organizzazione, nonostante ognuno è impegnato con la propria cantina, ma dà una mano a 360 gradi anche per la Proloco. È un enorme piacere per noi invitare voi tutti a quella che è la 30ª edizione di Baccanalia. Quest'anno vi aspettiamo numerosi perché ci saranno diverse novità, diverse sorprese, ed è un piacere per noi farvele conoscere tutte, così come farvi conoscere quelli che sono i piatti tipici della tradizione gregoriana e il nostro buon vino e quella che è l'accoglienza che da sempre ci contraddistingue. Vi aspettiamo. Vabbè, voglio fare un invito a tutti di venirci a trovare, perché sicuramente sarà una manifestazione che almeno una volta nella vita si deve fare. Grazie.